Noi ci sentiamo poco tutelati principalmente perché non sono disponibili nessun tipo di mezzo di protezione, che sia la mascherina piuttosto che il gel, che sono praticamente introvabili, adesso li troviamo a fatica. Abbiamo ordinato delle strutture di plexiglass a protezione del bancone che ancora non sono arrivate, le stiamo aspettando. Per quanto cerchiamo di far mantenere le distanze di sicurezza, comunque i pazienti, molti sono anziani, non sentono, cercano di avvicinarsi al bancone, tirano l'orecchio, vengono vicini, molti entrano anche se dovrebbero stare a casa per semplice bisogno di compagnia perché non possono fare nient'altro e non abbiamo modo di difenderci in nessun modo. Appunto, le mascherine sappiamo che non ci sono, sappiamo che non arrivano e non ci possiamo fare nulla e lo capiamo, non ci sono neanche per gli ospedali. Raggiunto al telefono, un farmacista in forma anonima ha espresso la sua preoccupazione perché non si sente tutelato. Ha parlato a nome anche di altri colleghi, proprio loro che devono vendere farmaci spesso essenziali. Una proposta ci sarebbe, ma non si può attuare. Esiste un metodo a difesa nostra che si può fare, è una cosa prevista nel turno e che dovremmo essere autorizzati a fare a livello centrale, ovvero operare a battenti chiusi. La serranda rimane giù, c'è una sicurezza tra noi e il paziente può semplicemente suonare il campanello e noi gli diamo tutto quello di cui ha bisogno, stando però riparati all'interno della farmacia, mentre il paziente attende fuori. Questa cosa noi non la possiamo fare a meno che non siamo autorizzati a livello centrale, perché compiamo un reato nel momento in cui tiriamo giù la serranda, perché è interruzione in pubblico servizio. Ne abbiamo parlato con l'ordine, sono arrivate anche diverse circolari dall'ordine dei farmacisti a tutti gli iscritti che ci informano che stanno facendo tutto il possibile, hanno mandato molte richieste alla regione piuttosto che al Ministero della Salute e non vengono assolutamente ascoltati, non ricevono nessun tipo di risposta. Chiedono di essere convocati al tavolo per parlare dei problemi, non vengono contattati e non siamo considerati. Ci hanno proprio mandato una circolare dicendo ci dispiace, non siamo considerati, non sappiamo come procedere. Un messaggio poi è rivolto anche ai cittadini. Noi non vogliamo far mancare il servizio della cittadinanza, ci mancherebbe, ma bisogna che la cittadinanza di prima persona capisca che si viene in farmacia per l'urgenza del farmaco, non si viene in farmacia a comprare la crema o a comprare quello che ci passa per la testa giusto per avere l'autorizzazione a uscire di casa. In questo momento bisogna stare a casa e bisogna che le farmacie e i farmacisti possano operare in sicurezza, perché nel caso un solo dipendente della farmacia risulti positivo al coronavirus, la farmacia viene chiusa per 15 giorni e poi la persona che vive nel paesino deve prendere la macchina e farsi magari 10-15 km per andare alla farmacia più vicina. Nel momento in cui anche quella chiude e cominciano a chiudere tutte le farmacie, restano chiuse 15 giorni, il servizio si interrompe. So per certo che nel veneziano ci sono già almeno una, lo so direttamente, farmacia che è stata chiusa per questo motivo e ho sentito voci di altre, ma di queste non posso ovviamente dire perché sono voci, ma di una ho contatti diretti con i dipendenti.